Quest'anno il 24 dicembre non sarà solo la vigilia di Natale, sancirà anche l'ingresso del Polesine e del Veneto per la prima volta in una zona rossa decisa a livello nazionale per contenere il contagio da coronavirus. Non era mai accaduto sinora nella nostra provincia e nella nostra regione. Questo, unito a una normativa varata dal governo in occasione delle feste sicuramente non semplice né immediata, crea una situazione nella quale è fondamentale in primo luogo informare le persone, rassicurarle, spiegare loro cosa si può fare e cosa non si può fare. Informazione quindi prima delle multe, molto prima. È questo lo scopo del servizio coordinato tra tutte le forze dell'ordine sotto la guida della Polizia di Stato nella persona del commissario Alessandro Coltro, scattato nella serata di mercoledì 23 dicembre. Vi hanno preso parte anche carabinieri, polizia locale, guardia di finanza. Il servizio si è focalizzato sul centro della città anche per assicurarsi che venissero rispettate le disposizioni già da tempo in essere: divieto di assembramenti, divieto di raggrupparsi su monumenti della città e simili, chiusura dei locali e degli esercizi di somministrazione alle 18. Le forze dell'ordine poi identificavano a campione anche alcune persone in giro, verificando in banca dati che nessuna di queste risultasse positiva o comunque in isolamento fiduciario e quindi sottoposta al divieto di uscire dalla propria abitazione, la cosiddetta quarantena. Il tutto, appunto, nel contesto del rispetto delle misure straordinarie che sono state varate per affrontare l'emergenza sanitaria. Ovviamente poi tutti gli equipaggi erano pronti a intervenire per segnalazioni e richieste urgenti come quella che, a un certo punto, ha segnalato la presenza ai giardinetti di Borsea di una ventina di ragazzi. In realtà sono risultati in tutto 4 che non stavano assolutamente facendo nulla di proibito. Del resto è inevitabile che vi sia preoccupazione per un'emergenza sanitaria che presto compirà un anno. Allo stesso modo, comprensibile come tante persone, alla vista della polizia e delle altre forze dell'ordine, si siano spontaneamente avvicinate, domandando delucidazione su una normativa complessa, a tratti ingarbugliata. A sciogliere nodi e dubbi ha pensato il personale in divisa, dimostrando che la prima funzione non è quella di multare, ma informare sulle regole in vigore e sui motivi che hanno portato alla loro adozione.